La notizia ha dell'incredibile in un paese, insomma, dove le pubbliche amministrazioni di fatto sono dei veri e propri buchi neri, o sino a qualche tempo fa erano solamente sedi dove venivano assunte persone vicine a questo o a quell'altro politico. Però io non ho mai sentito o percepito che un dipendente comunale svolga nell'arco di una settimana 30 ore lavorative e venga pagato per 35. Questo io non l'ho mai sentito. Se io faccio 6 ore o 12 ore non vengo pagato per 20, no? E io rimango un attimino così basito, e questo lo si deduce da una interrogazione che è stata presentata, urgente, presentata dal consigliere comunale del PDL di Portogruaro Gastone Mascarin. In questa interrogazione dice: ci sono dipendenti comunali che fanno 30 ore a settimana e che vengono pagati come se ne facessero 35. Siccome i dipendenti comunali, con tutto rispetto, vengono pagati grazie anche ai nostri tributi e anche ai loro, mi chiedo, è vero? Allora, il consigliere comunale ha presentato questa interrogazione a risposta urgente, ma il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ancora la risposta non l'ha data. Non mi pare corretto tutto ciò, signor sindaco, per rispetto soprattutto della carica che lei occupa, per rispetto soprattutto dei dipendenti comunali che tutto sommato no, vengono in qualche modo puntati come tu, dipendente comunale, fai 30 ore e percepisci dire per 35 ore, quindi si sentono anche loro tra virgolette dei truffaldini, cioè nel senso no della cosa, ma soprattutto per rispetto dei cittadini che l'hanno votata. E quindi Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, se è presente, non 2, 3 colpi, e mi faccia sapere anche a me se veramente a Portogruaro il dipendente comunale fa 30 ore e viene pagato per 35, perché a questo punto ne mandiamo 2 o 3 anche che hanno bisogno di soldini.